Amici bellini, ci avviciniamo alla conferenza, domani Conte parlerà e finalmente possiamo parlare un po' di calcio, di formazioni, di tattiche, eccetera, eccetera. Però sta girando questa storia che il Napoli c'ha la maglia più costosa d'Europa e purtroppo leggo in giro chi non ha approfondito, chi sta seguendo la cosa. Ne vogliamo parlare? Cominciamo! Allora, diamo il benvenuto a Cati di Rubbo, diamo il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e magari qualcuno che si iscrive adesso. Benvenuto, io sono Valerio Fluido, do il bentornato alla community che lascia un like perché la community sa che se io dico una cosa è perché l'ho approfondita e non vado appresso alla folla. E quando leggo di questa storia, me l'hanno girata in tanti, dice hai visto il Napoli così? Signori, se volete attaccare De Laurentiis per certe cose, va attaccato per le cose giuste, va criticato, va invogliato a migliorare per le cose giuste, ma non dovete far girare una fake, perché a tutti gli effetti una fake quella che sta girando, cioè che il Napoli alla maglia è più cara e più costosa del Real Madrid. Falso, falsissimo. Con un'analisi tattica ci spostiamo, l'hanno ripostata in tanti, Pianeta Napoli, Calcio Napoli 24, tutti. Da dove viene però? Da dove parte? Non è stata un'iniziativa dei blog locali, CF Calcio e Finanza, e io qua purtroppo sono molto amareggiato perché io voglio avere dei punti di riferimento dove posso fidarmi, e Calcio e Finanza è sempre stato l'ha detto Calcio e Finanza. Se Calcio e Finanza mi parla di soldi, mi parla di ingaggi, mi parla di tutti gli effetti sul bilancio, io voglio potermi fidare. Ma se esce una cosa del genere da Calcio e Finanza, vuol dire che non ci possiamo fidare neanche di loro. Vedete, top 10 maglie più costose. Oltretutto questa cosa va contestualizzata perché dice maglie comprese di personalizzazione e patch, cioè il nome e il numero dietro e la patch della Serie A, perché non abbiamo patch di Champions League e di Europa. È tutto molto falso, perché qua portano in giro la Manchester a 134, il Real Madrid a 135. Al di là del fatto che basta un click sui store ufficiali, cioè se io scrivo Real Madrid Store, ok, a parte l'autentica 190 così, ma andiamo proprio nello store specifico e qua abbiamo subito, lo vedete subito, cioè 190 authentic, poi bisogna fare l'altra cosa. Che significa authentic e che significa home? Questa è quella che definiscono da stadio. In pratica potrebbe essere considerata non quella che indossano proprio i calciatori, ma la versione per il tifoso dello stadio, che è comunque originale, ma che scende a 125. Quella del Napoli, l'originalissima, cioè quello stesso materiale che usano i giocatori, 130. Poi ci vuoi aggiungere le patch? Benissimo. La Liga Pack ci aggiungiamo 25, questi sono in dollari. Già stiamo a $150. Vogliamo aggiungere nome e numero? Selezioniamo giocatore, Modric, e stiamo già a 175. E stiamo parlando della versione replica. Non stiamo parlando della versione originalissima che è il Napoli 20 a 130 e che arriva a 155 con la personalizzazione. Quindi già cade completamente la fake. Non si sente? Ora si sente un po' meglio? Sì. Se io poi devo fidarmi ciecamente di qualcuno, mi fido della mia community. L'amico Mauro si è messo là, un attimo ci ha messo, e ha trovato le squadre così. Guardate un attimo il totale. Quella più costosa, Atletico Madrid, Real Madrid, l'Inter, il PSG, quindi nemmeno la più costosa in Italia, proprio niente. PSG, Chelsea, Juventus, Liverpool. Il Napoli sta qua, a 155, sotto praticamente il 18esimo, così. Più costoso il Lipsia, più costoso il Monaco, nemmeno il Bayern di Monaco, il Monaco, il City, il Milan. Vogliamo finirlo? Vogliamo controllare? Prima di tutto male Guardia di Finanza. Calcio e Finanza molto male, malissimo tutti i sitarelli che poi vanno appresso senza controllare niente. Perché? Perché comunque fa clout, ottieni i retweet, ottieni i commenti, ottieni algoritmo, perché anche quando dici una stronzata uno corre e dice è falso. Io sono il primo che mi viene voglia di contestare le fake news. E quindi così. Ancora più triste è quando un tifoso qualsiasi, che non è detto nemmeno che debba approfondire, quello è compito mio, va là per difendere il prezzo alto, dice ma quelle è Armani, che cosa vuoi? Che cosa c'entra? Anche questo non è corretto dirlo,
perché De Laurentiis l'ha spiegato bene, e io vado al manicomio che ci sono tifosi che non hanno la memoria storica di tutto quello che dice De Laurentiis. Ovviamente io per fare YouTube lo devo avere. De Laurentiis lo disse chiaramente: ho telefonato a Giorgio Armani, dammi il tuo logo, dammi il tuo nome, tanto me l'autoproduco io. Quindi non è che questa è una maglietta di Armani che trovate sulla Quinta Avenue a New York, non la trovate. Quindi non è quello che giustifica il prezzo, lo giustifica il fatto che c'è molta richiesta, che una maglietta bellissima quest'anno del Napoli ha una richiesta e quindi si sviluppa un prezzo. E non dimenticate una cosa che io apprezzo tantissimo, è che il Napoli fa due repliche, fa la replica della maglia originale che si abbassa e costa 69, 59, fatemi essere precisi, 59 euro, poi ci dovete mettere la spedizione eccetera eccetera, ma 59 è la replica dove non c'è il colletto, è tutta poli, non potete permettervi 130, si va a 59 ed è più logico. Non si può customizzare, però dovete andare in un negozio e farlo privatamente, si può fare. E poi c'è anche la replica della replica, che sapete non è più EA7, viene taggata SSCN e il Napoli la può distribuire sulle bancarelle, sui piccoli negozi, e ancora, quindi ancora più affordable for chi, per quelli che non lo possono fare però vogliono comunque supportare la squadra ed avere i colori addosso. Quindi veramente male proprio tutte queste notizie false che vengono distribuite e poi giustificate a seconda di quella che uno vuole. Voglio attaccare della Laurentiis, benissimo, sei il P che praticamente devi lucrare sulla squadra, oppure no, è Armani, quindi che cosa vuoi? Sbagliate entrambi, non è proprio così. Quindi quando si deve portare avanti un'ideologia, si portasse su cose vere, altrimenti di cosa ne parliamo? Sempre lui, è sempre lui. Poi la scritta sorgesana è aggiunta in post, perché rispetto alle immagini Napoli aveva preparato inizio stagione, adesso sappiamo che c'è anche Sorgesana con questo font qua. Però, quindi molto molto male, cari amici di Calcio e Finanza, malissimo, tutti questi numeri sono inventati, dovete andare poi a giustificarmeli. Poi scrivono addirittura il Napoli il kit è un'altra storia, è diverso discorso, che veramente lascia il poco e troppo. Io se devo chiedere una cosa al Napoli non è abbassare il prezzo così e farla arrivare e distribuirla nel mondo, quello mi sembra importante, perché io quando vedo i bambini giocare tengono sempre la maglia dell'Arsenal, tengono sempre la maglia del Real Madrid o dei vari idoli, no? Magari la maglia dell'Inter Miami perché c'è Messi, o addirittura le maglie di Ronaldo arabiche, lì il Napoli può fare qualcosa in più. Ma a proposito di notizie false o semifalse, io sto leggendo, un altro amico mi ha girato, dice il Napoli è interessato a un giocatore asiatico a prescindere, Mitoma o Kubo si sta parlando, e l'ho trovata sta notizia anche su portali internazionali. Ha senso dire questo, perché De Laurentiis lo disse chiaramente che voleva un giocatore di quelle zone lì, che serve anche per il marketing. Ecco perché io dicevo comprati un americano, che potrebbe, Anthony Robinson, avevo individuato un giocatore non troppo costoso che gioca nella sua nazionale, che è cresciuto però in Inghilterra, quindi in un calcio più serio. Ti prendi Anthony Robinson e l'America parla di più di te, proprio nel terzino sinistro. Adesso ci arriviamo. Perché si parla di questi giocatori che sono trequartisti e sono dove noi siamo abbastanza pieni? L'amico mi dice ma sono nomi inventati a caso. Purtroppo io devo dire potrebbe non essere un nome a caso, perché magari il Napoli già sa che ad un certo punto, se arriva l'offerta per la deve accettare, e la sto male, la sanguino. Però se tu vendi il Kvara e vai a individuare un giocatore con quelle caratteristiche da triplomane, Kubo è un giocatore fortissimo, lo stesso Mitoma è molto interessante, quindi questa fake potrebbe non essere fake in realtà, se il Napoli sta cercando di apparare. Ricordiamo che era interessata la questione di Kang In Lee dal PSG e poi tutto quello che non successe, più lui che Skriniar, ma vedremo. E quindi si parla di trequartisti anche perché accendono di più la fantasia del tifoso rispetto a parlare di altre zone di campo dove in realtà il Napoli avrebbe più bisogno, se vuoi fare subito la completazione
di una squadra che si sta rivoluzionando piano piano. Ci sono ancora molti reduci dall'anno dello scudetto, ma ne vedremo nuovi anche con l'Empoli, perché tra Gilmour che deve andare subito in campo, Spinazzola, poi ci sarà Buongiorno, ci sarà Lukaku, vediamo, entra Neres sicuramente, McTominay, e vedete che stanno aumentando. E quindi dov'è che io poi è chiaro, gli amici che mi seguono lo sanno, io vorrei Singo e ogni tanto l'algoritmo mi porta belle immagini, sì, che forte, però lui gioca a destra e noi a destra siamo abbastanza coperti tra Politano che fa il suo lavoro di sacrificio e Di Lorenzo che sta a metà tra il braccetto e il terzino, e a sinistra, perché vedi, Olivera ha avuto queste, non dovrebbe essere grave, l'abbiamo saputo, però il viaggio potrebbe toccare a Spinazzola, che sappiamo non avere tanto minutaggio nelle gambe ad alto livello, ed ecco che gli dico, ma uno dei terzini, perché Tavares molto bene con la Lazio, ma altri terzini sinistri, e ho scritto semplicemente su Google miglior terzino sinistro così, guardate che è successo, se voi lo scrivete su Google così esce Lizarazu, Maxwell, Maros, Cole, mo si era parlato di Chilwell, vabbè, però questi sono quelli là in generale nella storia. Onestamente non so perché è uscita così, quali sono gli esterni sinistri, qual è il migliore terzino sinistro attualmente, i 25 terzini sinistri migliori del mondo. Mario Rui, proprio subito dopo viene Zinchenko, Perisic, Mendy, Nuno Mendes, Robertson, Davis, Teo Hernandez. Ma vedete, aprile 29 2024, quindi si riferisce un po' a quella che era la stagione passata. Quindi era quest'articolo che poi molto spesso quando escono gli articoli online lasciano la data di creazione dell'articolo, ma poi vanno ad aggiornare e quindi poi i contenuti non sono più quelli. E se andate a cliccare all'interno dell'articolo, che questo è il 90° minuto, 25esimo è Stupignan, se n'era parlato per il Napoli, Philip Max, Maele, insomma, discutibile, Acugna, Angeligno, qua lo sapete che vado bene, Lodi, Gosens, ma vedete che si riferisce a un passato presente, diciamo un passato abbastanza prossimo. Shaw, Cucurella, c'è anche Leonardo Spinazzola, ma con la maglia della Roma, e questo Chilwell di cui si è parlato anche per il Napoli ultimamente, Jordi Alba, eccolo qua. Zinchenko veramente di un altro livello, Perisic quando era all'epoca, Mendy, anche Nuno Mendes. Robertson potrebbe essere un giocatore interessante sempre per quanto riguarda la Colonia, potrebbe essere un'idea interessante, di grande esperienza. Davis non ne parliamo proprio, e poi c'è Teo Hernandez. Qua non si parlava nemmeno di Di Marco. Signori miei e signore mie, vi prego di non lasciarvi andare con le notizie false a poi dei commenti, ma quella è bella quindi lei merita, oppure quello là ci deve lucrare sopra. Due facce della stessa medaglia, che proprio male proprio. Basta una ricerca, veramente bastano 5 secondi e questo video poteva anche non esistere, però ancora è una notizia di ieri, ancora oggi sto leggendo di gente che contesta, che accusa, che va in freva, oppure che cerca di giustificare, quindi vuol dire che non è chiaro per tutti e io faccio sempre questo errore. Essendo 24 ore su 24 col telefono in mano a cercare notizie, il Napoli ha presentato il nuovo olio extravergine ufficiale De Cecco, la nuova partnership. Io sto sempre là, e amici bellini abbonati mi incalzano sempre sulle novità. Non devo dare per scontato che tutti stiano seguendo sempre tutto, e quindi sto qui per darvi i miei 2 centesimi da mettere sopra ai 155, e a quel punto la maglia è veramente la più costosa. Da New York, dove la maglia non si trova, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, vi chiedo dei like finali per amore della verità.